Euroregione News. Spirito di Vino, satira, politica e tante donne. La 17ª edizione di Spirito di Vino, concorso internazionale ideato ed organizzato dal Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, ha assegnato il primo posto nella categoria Under 35 alla vignetta Brexit di Maria Teresa Stella, lombarda ma nata a Udine, e in quella Over 35 a Il Botto del romano Stefano Gamboni. Il secondo posto e il terzo posto tra gli Under 35 sono stati assegnati rispettivamente a Maria Grazia Coviello con Olimpiadi da tavola e a Davide Martina con Divino Vincitore. Nella sezione Over 35 secondo e terzo posto rispettivamente a Mauro Sacco ed Elisa Vallarino con Rio vs Friuli e al rumeno Aurel Stefan Alessandrescu con Senza titolo, a pari merito con il bulgaro Trendafilov con Nights. Oltre 500 le vignette da tutto il mondo, valutate e giudicate da una qualificata giuria presieduta da Alfio Crancic con presidente onorario Giorgio Forattini, insieme a nomi prestigiosi del giornalismo nazionale. La cerimonia delle premiazioni è stata salutata dal sindaco di Udine Furio Onsel, da sempre amico dell'iniziativa, che ha ricordato come la chiave dell'intelligenza e dell'ironia ci porta ad un maggiore livello di accettazione della realtà, spesso negativa. Riferendosi al concorso, il primo cittadino ha sottolineato che pochi concorsi in Italia e in Europa nel settore della satira sono al livello di Spirito di Vino. L'assessore all'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Sciaurli, ha rimarcato la lungimiranza sia del movimento del turismo del vino, nato 25 anni fa quando nessuno metteva in relazione il vino al turismo, che dello stesso concorso Spirito di Vino nato 17 anni fa quando nessuno si sognava di mettere in relazione il vino alla satira e quindi alla cultura, che è quella che fa la differenza, ha detto Sciaurli, tra il consumare di più, che non ci serve, e il consumare meglio, a cui dobbiamo ambire attraverso la conoscenza dei nostri prodotti. Per Alfio Crancic, presidente della giuria di Spirito di Vino, siamo passati ad una riflessione diversa su quella che è la cultura del vino, un salto di qualità che viene da lontano. Nell'edizione di quest'anno c'è stato un più diretto e corposo collegamento alla politica, con il vino come pretesto, perché la satira non deve cercare il sorriso per il sorriso, ma inviare messaggi etici, ha detto Crancic, richiamandosi ad un precedente passaggio del sindaco di Udine. Innanzitutto abbiamo voluto privilegiare, fra virgolette, anche quelle vignette che avevano e che hanno un contenuto anche politico, perché è giusto, perché la politica fa parte della vita, per cui ci può entrare benissimo il vino e Renzi, per dire. Poi naturalmente abbiamo voluto dare anche un tocco di raffinatezza nella scelta, perché come potrà vedere ci sono delle vignette che hanno un che di delicato, ma anche di ironico e delicato allo stesso tempo, che diciamo è veramente una cosa difficile da trovare nel mondo della satira. Quest'anno massiccia la presenza femminile tra i 30 finalisti e, ha ricordato Crancic, un'evoluzione importante ed un ottimo messaggio per le prossime edizioni. Esatto, e questa è una nota veramente importante e interessante, perché come dicevo prima, il mondo della satira è un mondo maschile, non che sia totalmente maschile, però diciamo che per l'80% gli autori sono uomini. Ci sono poi esempi anche nella satira politica, non so, LK piuttosto di qualcun altro, ma diciamo che tendenzialmente è un mondo maschile per la satira. Invece ho visto, soprattutto nelle giovani generazioni, che c'è questa partecipazione femminile che è veramente importante e che dà un contributo tipicamente femminile alla satira. Spirito di Vino diciamo, come dire, è un trampolino di lancio, è stato diventato un trampolino di lancio anche verso questo aspetto qui, l'altra metà della satira, no? Invece dell'altra metà del cielo abbiamo l'altra metà della satira. Elda Felluga, presidente del Movimento del Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, ha richiamato l'attenzione sul fatto che le vignette provengono anche da paesi in cui il vino non c'è o si consuma molto poco, ed è quindi più la cultura del vino che sfida e oltrepassa i confini, divenendo possibilità di interscambio per le nuove generazioni. E questo vuol dire fare satira, e questo è il linguaggio graffiante, intelligente comunque, che viene fatto attraverso proprio le vignette, perché in fondo una vignetta è una sintesi di quello che è lo stato proprio attuale delle cose, e quindi quello politico, il costume, in questo caso anche quello sportivo. Abbiamo visto tantissime vignette dedicate alle Olimpiadi di Rio. Il vino quindi diventa quasi un pretesto. In questi anni oltre
oltre 8.000 vignette, ogni anno arrivano circa 500 e ormai il premio è internazionale veramente da anni, per cui queste vignette provengono da tutto il mondo, anche da luoghi dove il vino non c'è la cultura del vino, quindi è estremamente interessante anche vedere come il vino viene percepito, qual è in fondo il linguaggio, no, usato attraverso la satira, e quindi escono sempre fuori cose straordinarie e veramente mettono in grande imbarazzo alle volte la giuria, perché ci troviamo veramente di fronte a delle opere molto particolari e molto belle, e quindi speriamo che possa sempre di più crescere, perché di così momenti dedicati alla satira in Italia non ce ne sono tanti, e quindi il prossimo anno, come ha detto bene lei, festeggeremo la maggiore età di questo concorso e speriamo quindi di poter fare il botto. Il vicepresidente del movimento, Massimo Bassani, ha colto occasione per rilanciare la produzione di un film dedicato al passaggio dal Tokaji al friulano, la cui stesura, firmata anche da Paolo Maurensic, esiste già. Euroregione News.